Giornalista europeo vi dà il benvenuto questa sera a questa incontro con un esponente del nostro movimento che viene da Pavia. Siamo riconoscenti alla Biblioteca di Bassano, in particolare al dottor Pagliantini, per l'ospitalità che ci riserva sempre quando chiediamo di organizzare qualche incontro o qui o in biblioteca. Vi ringrazio perché vi vedo numerosi. Credo sarà interessante l'incontro e adesso io passo la parola subito al dottor Zanin, che farà un po' da moderatore della serata con la dottoressa Rossolillo, appunto, che è il nostro ospite di questa sera. Grazie, buonasera a tutti intanto. E buonasera anche da parte mia e rinnovo di nuovo i ringraziamenti sia alla Biblioteca Civica che al Museo Civico per l'ospitalità offertaci questa sera nell'ambito della rassegna dei Venerdì Storia e come movimento federalista europeo che collabora all'organizzazione di questa serata abbiamo ospite questa sera la professoressa Giulia Rossolillo, che è ordinario di diritto internazionale all'Università di Pavia e attualmente insegna diritto commerciale internazionale e diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. I suoi ambiti di ricerca sono la natura e le prospettive di evoluzione dell'Unione Europea, l'integrazione differenziata nel diritto dell'Unione Europea, la teoria generale del diritto internazionale e la storia del processo di integrazione europea che sarà in parte il tema dell'intervento di questa serata. È autrice di circa 60 pubblicazioni, sia in lingua italiana che inglese e francese. Vale la pena magari segnalarne alcune anche per le nostre letture. Una monografia dedicata a identità personale e diritto internazionale privato pubblicato da CEDAM, casa editrice di Padova, nel 2009. Una curatela intitolata Mercato unico e libertà di circolazione nell'Unione Europea, curatela che ha pubblicato insieme ad Amedeo Arena e Francesco Bestagno per la casa editrice Giappichelli di Torino. Nel 2020 ne è stata stampata la seconda edizione e poi una serie di articoli e contributi tra i quali Linguaggio giuridico in natura dell'Unione Europea, un testo del 2017 nell'ambito di una pubblicazione del Senato della Repubblica Italiana, la riforma dell'Unione Europea, prospettive future, pubblicato sulla Comunità Internazionale nel 2019 e più recentemente ancora un articolo dal titolo General Data Protection, Regulation, Fundamental Rights and Private International Law, in un testo di autori vari dedicato alle sfide legali nella nuova era digitale, Legal Challenges in the New Digital Age, pubblicato per, credo, la casa editrice Brill. Ho detto Boston Leiden, dovrebbe essere Brill. Dal 2018 è direttrice della rivista Il Federalista e dal 2021 è membro del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, che è stato istituito presso il Dipartimento per le Politiche Europee, una struttura che supporta il Consiglio dei Ministri nel rapporto tra governo e istituzioni europee e attraverso questo organismo si è impegnata per dare attuazione alla conferenza sul futuro dell'Europa. Il suo intervento, come si legge dal titolo, sarà dedicato all'integrazione europea degli anni 50 come esempio per l'Europa del futuro. Il sottotitolo ancora mette in luce la prospettiva storica e concettuale dalla quale ci porrà questa sera per esplorare le prospettive del futuro dell'Unione Europea, la via tracciata dai fondatori e le prospettive di riforma dei trattati. Lascio la parola alla professoressa Giulia Rossolillo, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, si sente? Grazie a voi, grazie alla sezione di Bassano del Grappa del Movimento Federalista, al dottor Zanin, e grazie anche più vicino di così, così si sente? Ok. Grazie alla sezione di Bassano del Grappa del Movimento Federalista, grazie al dottor Zanin e grazie anche al Museo Civico e alla Biblioteca per l'ospitalità.
Quello che, vorrei fare questa sera è, cercare di mettere in luce perché gli anni '50 sono stati un momento particolarmente importante e fecondo per il processo di integrazione europea, perché è stato un momento nel quale sono state elaborate delle idee talmente avanzate che, tuttora non si sono, realizzate e perché negli anni '50, sono stati individuati alcune, soluzioni e alcuni problemi cruciali relativi al processo di integrazione europea che si presentano oggi tali e quali. Cioè, per semplificare, se noi oggi volessimo far funzionare l'Unione Europea meglio o anzi trasformarla in qualcosa di diverso di quello che da quello che è, cioè in un'entità veramente in grado di tutelare gli interessi dei suoi cittadini, di far sentire la voce dei cittadini europei, basterebbe praticamente mettere in atto le soluzioni che erano state elaborate negli anni '50. Gli anni '50 sono stati degli anni particolarmente fecondi, perché ci si trovava in una situazione storica particolare. C'erano alcuni, fattori che, hanno contribuito a far sì che ci fosse questa idea così forte di integrazione politica dell'Europa. Sicuramente il primo fattore è stato il fatto che era appena finita il secondo conflitto mondiale, che era stato un conflitto estremamente distruttivo che ha lasciato gli Stati europei prostrati anche dal punto di vista economico. Ehm, e quindi in Europa si era sviluppata nell'immediato dopoguerra, una spinta per cercare delle soluzioni che impedissero che scoppiasse un'altra guerra sul suolo europeo e che risolvessero anche il problema tedesco, cioè il problema di uno Stato forte che per 2 volte, si era ripresentato, questo problema in Europa e cercare di risolvere questo problema attraverso soluzioni diverse da quelle che erano state adottate dopo la Prima Guerra Mondiale. L'altro fattore sicuramente che ha spinto verso l'unificazione in questo periodo è stato l'atteggiamento degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra avevano interesse al fatto che in Europa si sviluppasse una zona di stabilità e di pace, da un lato perché poteva costituire un mercato per gli Stati Uniti e dall'altro perché poteva costituire anche un alleato, dal punto di vista, militare della sicurezza. Quindi c'erano, se volete, 2 spinte convergenti in quel momento. Gli europei da un lato che volevano cercare delle soluzioni che evitassero che scoppiasse un nuovo conflitto e dall'altro, gli Stati Uniti che, spingevano perché in Europa ci fosse un processo di unificazione e che poi infatti hanno messo in atto il piano Marshall, che è stato questo piano di aiuti che era in qualche modo subordinato al fatto che gli europei utilizzassero congiuntamente questi aiuti. Però nonostante questo, quadro, cioè nonostante queste spinte che erano molto forti, se voi leggete le memorie di Jean Monnet, adesso parleremo di Jean Monnet. Jean Monnet è stato uno dei protagonisti di questa fase del processo di integrazione europea e le sue memorie, che sono anche tradotte in italiano, sono una lettura veramente molto interessante, e se volete anche esaltante per chi, vuole che il processo di integrazione europea vada avanti e diventi un processo di integrazione politico, perché, da queste memorie si capisce anche che ruolo e che importanza ha avuto questa persona che era estremamente convinta del fatto che si dovesse unificare l'Europa, che ruolo ha avuto per trovare effettivamente delle soluzioni estremamente, innovative. Però se voi leggete le memorie di Jean Monnet dice: "Nonostante ci fosse stata una guerra estremamente distruttiva, nonostante questa spinta degli Stati Uniti, pochi anni dopo che era finita la seconda guerra mondiale, comunque si percepiva come un'atmosfera, come il rischio di una nuova guerra, cioè il fatto che gli stati europei dessero un po' per scontato che ci sarebbe stato un altro conflitto. Quindi, l'urgenza che vede Jean Monnet è quella proprio di superare questo momento e di trovare delle soluzioni per, superare, questo momento. Ed è quindi qui che si pone la sua intuizione geniale, perché io la, definirei un'intuizione, geniale, e cioè quella di creare la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. Ehm,
Allora, diciamo che per inquadrare Jean Monnet era un uomo d'affari francese, era figlio di una famiglia di produttori di cognac e era coinvolto anche in questa attività, di rappresentanza, dei prodotti, della sua famiglia, ma aveva anche avuto dei ruoli politici molto importanti. Non era solo un uomo d'affari, era stato vice segretario della Società delle Nazioni, era stato coordinatore di un comitato, francese per la ricostruzione della Francia nel dopoguerra. Era stato mandato, per, conto del governo inglese, negli Stati Uniti, per, negoziare delle commesse militari ed era diventato sostanzialmente un consigliere di Roosevelt o comunque era tenuto in grande considerazione da Roosevelt. Quindi era una persona che aveva tantissime conoscenze tra gli uomini politici sia europei, sia britannici, sia, negli Stati Uniti e questo gli ha permesso anche di intessere una tela che poi ha consentito di creare questa prima organizzazione di, integrazione. Ehm, Qual è stata l'idea, l'intuizione di Jean Monnet? Cioè Jean Monnet, dice, ehm, ehm il carbone e l'acciaio sono 2, risorse che sono state alla base della forza economica di alcuni stati e dell'industria bellica e sono state sempre oggetto di contese. Quindi l'idea di Jean Monnet è di mettere queste 2 risorse, il carbone e l'acciaio, sotto il controllo di un'autorità indipendente dagli stati, cioè di creare una organizzazione che gestisse queste 2 risorse. E, l'idea è, appunto quella di far sì che attraverso la gestione comune di queste risorse, si persegua un interesse comune e che questo contribuisca sia un passo fondamentale per, garantire la pace in Europa. In particolare, Jean Monnet dice, questa proposta di, creare una comunità europea del carbone e dell'acciaio, ha questa finalità di, aprire una breccia nelle sovranità statali sufficientemente limitata per non spaventare gli stati, che altrimenti se vengono messi di fronte all'idea di rinunciare alla propria sovranità dicono di no, ma sufficientemente ampia e profonda per, far fare un passo decisivo agli stati verso l'unità. Quindi si integra la gestione di queste 2 risorse, quindi è una organizzazione che è limitata dal punto di vista del suo scopo, perché riguarda solo carbone e acciaio, però carbone e acciaio sono degli elementi essenziali, e attraverso i quali e attorno ai quali si può costruire questa struttura che poi costituirà il fulcro, anche di tutto il processo di unificazione europea. Adesso vi dico brevemente come si strutturava la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, non scendendo molto in dettagli tecnici, però è interessante perché questa è un'organizzazione che è era più avanzata di quanto sia oggi l'Unione Europea ed era incredibilmente più avanzata di tutte le organizzazioni internazionali che, erano esistite fino a quel momento e che esistono tuttora, perché le organizzazioni internazionali classiche, pensate alle Nazioni Unite, all'ONU, sono delle organizzazioni che si fondano su una cooperazione tra stati sovrani, cioè tutte le decisioni che vengono prese da queste organizzazioni sono frutto di organi nei quali però siedono dei rappresentanti degli stati, dei governi. Quindi in sostanza le organizzazioni internazionali classiche sono delle forme di negoziazione tra stati, però sono sempre gli esecutivi degli stati che hanno in mano il potere e tendenzialmente decidono all'unanimità, quindi o si trova un accordo tra tutti i governi oppure non si decide niente. E questi limiti sono abbastanza evidenti oggi. Se voi guardate le Nazioni Unite di fronte alle grandi crisi sono sostanzialmente impotenti, proprio perché sono bloccate da questi meccanismi. Che cosa ha pensato invece Jean Monnet? Ha pensato di creare un'organizzazione in cui ci fosse un organo che era l'alta autorità, che doveva essere un organo molto snello, cioè composto da pochi membri, indipendente dagli stati membri, e che aveva delle funzioni estremamente importanti nella Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. Ehm
Questo organo aveva un'altra caratteristica molto importante, che in realtà è venuta in mente a Jean Monnet durante le negoziazioni per la creazione del Trattato CECA, cioè non è stata l'idea iniziale, ma Jean Monnet ha pensato, ed è stata un'intuizione geniale, che quest'alta autorità dovesse anche avere il potere di reperire le risorse per il funzionamento della CECA indipendentemente dagli stati. Cioè, in sostanza, l'alta autorità, entro un certo limite del bilancio della CECA, poteva imporre alle imprese produttrici che lavoravano il carbone e acciaio delle imposte che venivano pagate direttamente al bilancio della CECA. Questo perché è importante? Perché quando un'organizzazione, e questo non esiste in nessuna organizzazione internazionale, nemmeno nella Unione Europea, cioè il fatto che ci sia un potere dell'organizzazione di imporre delle tasse che vengono versate direttamente, delle tasse su individui, cioè imprese, che vengono versate direttamente all'organizzazione. Perché è importante? Perché se un'organizzazione per finanziarsi, e sapete che per funzionare bisogna avere dei fondi, quindi se per svolgere le sue attività un'organizzazione viene finanziata dai suoi stati, cioè gli stati membri versano dei contributi, l'organizzazione dipende dagli stati, perché nel momento in cui gli stati decidono che non versano più questi contributi, l'organizzazione non ha più fondi e non può più funzionare. Se invece un'organizzazione si può finanziare in modo autonomo, cioè ovviamente nei limiti delle sue competenze può reperire delle risorse direttamente senza dipendere dagli stati, ha un livello di autonomia notevole. E la CECA lo poteva fare, cioè l'alta autorità poteva procurarsi queste risorse in modo autonomo. Non tutte le risorse, una fetta di risorse, ma poteva farlo. Quindi la prima intuizione è stata questa, di creare un'organizzazione che ruotava intorno a questa alta autorità e dare a questa organizzazione un'autonomia dagli stati, non solo organizzativa ma anche finanziaria. La seconda intuizione è stata quella di uscire dalla logica di negoziazione tra stati. Cioè, se voi leggete ancora una volta le memorie di Jean Monnet dice che durante i negoziati del Trattato CECA lui ha cercato di convincere i rappresentanti dei vari stati che non si trattava di contrapporre vari interessi nazionali, cioè non si poteva negoziare ogni stato pensando al proprio interesse nazionale, ma bisognava ragionare nell'ottica di un interesse comune, cioè nell'ottica di creare una struttura che superasse gli interessi nazionali e che perseguisse invece un interesse comune e che avesse le strutture per perseguire questo interesse comune. Quindi, durante questa idea viene sviluppata da Jean Monnet, viene proposta a Schuman, raccoglie poi anche il favore di Francia, scusate, di Germania e Italia, quindi di Adenauer e De Gasperi, e il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio viene firmato nel 1951 e poi entra in vigore nel 1952. Quindi voi avete questi 6 stati che sono poi quelli che hanno fondato la Comunità Economica Europea: Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, che creano questa organizzazione, che è un'organizzazione che ha uno scopo molto limitato, gestione del carbone e dell'acciaio, che però sono 2 risorse che sono state cruciali per i conflitti che sono scoppiati in Europa, e che è in grado di agire in modo autonomo secondo un modo di funzionamento completamente diverso da quello di tutte le altre organizzazioni internazionali, perché la CECA, tra l'altro, aveva anche un'assemblea, che poi oggi è il Parlamento europeo, era un'assemblea che però non era eletta direttamente dai cittadini, e aveva una Corte di giustizia, quindi aveva una struttura diversa da quella delle organizzazioni internazionali classiche. Le negoziazioni del Trattato CECA sono state delle negoziazioni in cui appunto c'era questo obiettivo politico molto chiaro di creare un'organizzazione che fosse un passo importante verso la garanzia della pace in Europa. Quindi non era solo una questione economica, era la questione di creare delle strutture che poi facessero prevalere l'interesse degli europei e non i conflitti tra singoli stati, e che quindi garantissero la pace sul suolo europeo.
Per darvi l'idea di che passo è stato questo, sempre nelle memorie di Jean Monnet si dice che, a un certo punto Schuman, che poi ha presentato questo progetto della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio prima della firma del trattato nel 1950 con la sua famosa dichiarazione, Schuman, che era assediato dai giornalisti, che gli chiedevano allora come sarebbe stata questa organizzazione, che caratteri avrebbe avuto, e gli chiedono: "Ma è un salto nel buio?" E lui dice: "Sì, è proprio un salto nel buio." Cioè in quel momento viene presa la decisione di creare un'organizzazione che era qualcosa di completamente nuovo ed era percepita proprio come un salto nel buio, quindi un azzardo, quindi è stata una scelta estremamente coraggiosa in quegli anni. Quindi questo è stato il primo punto, che la prima grande innovazione degli anni '50. Questa si è realizzata, cioè la CECA è entrata in vigore, ha funzionato fino a quando poi si è estinta dopo 50 anni, ma è stato un esperimento che ha funzionato. In quegli stessi anni poi viene discussa la possibilità di creare una Comunità Europea di Difesa. Negli anni '50, questa proposta di creare una Comunità Europea di Difesa, che poi vuol dire sostanzialmente un esercito europeo, viene portata avanti in primis dalla Francia come reazione alla, idea degli Stati Uniti di sostanzialmente riarmare la Germania e di farla entrare nella NATO. La Francia, vede con molto timore questa prospettiva di un riarmo tedesco e quindi propone come alternativa quella di creare una Comunità Europea di Difesa, cioè sostanzialmente un esercito, europeo. Ehm, è il cosiddetto progetto, Pleven. Com'era strutturata questa Comunità Europea di Difesa? In realtà la Comunità Europea di Difesa, era un progetto molto ambizioso, per quanto riguarda la finalità, perché l'idea di creare un esercito europeo, insomma l'esercito è uno dei cardini della sovranità nazionale, quindi l'idea di mettere insieme gli eserciti e crearne uno europeo, da un punto di vista, dell'evoluzione dell'integrazione europea è molto importante. Però in realtà la struttura di questa Comunità Europea di Difesa era molto più basilare rispetto alla CECA, cioè la CECA era un'organizzazione che aveva effettivamente una fortissima autonomia, mentre invece la CED, così come era strutturata, aveva poca autonomia, dagli stati membri. Perché? Perché mentre nella CECA l'organo principale attorno al quale ruotava tutta l'organizzazione era questa alta autorità che era autonoma rispetto agli stati, nella CED non esisteva qualcosa del genere, cioè il corrispondente dell'alta autorità era un organo che in realtà era subordinato al Consiglio dei Ministri e, il Consiglio dei Ministri, e quindi i governi degli stati, aveva in mano il potere decisionale per tutte le questioni più importanti e di fatto decideva per le questioni più importanti all'unanimità. Quindi il Consiglio dei Ministri all'unanimità decideva come utilizzare queste forze armate e in più, altro elemento molto importante, il comando dell'esercito europeo in tempo di guerra spettava al comandante supremo della NATO. Quindi questa organizzazione era un'organizzazione che dal punto di vista ideale, cioè l'idea che non ci fossero più eserciti separati, ma ci fosse un esercito europeo, è stata importante. Però se voi guardate la struttura del trattato CED, perché poi vedremo che è stato fatto un tentativo di completare questo trattato, era una struttura molto più classica, cioè la CED di fatto non solo non era un'organizzazione autonoma rispetto agli stati membri, ma non era neanche autonoma rispetto alla NATO. Sostanzialmente erano gli Stati Uniti che poi decidevano, e comandavano queste eventuali forze armate nel periodo bellico. E questo esercito europeo comunque era un esercito costituito da contingenti forniti dagli Stati membri, quindi non era un esercito che veniva reclutato dalle istituzioni europee, ma gli Stati mandavano, dei contingenti per costituire questo esercito. Però perché anche questo momento è stato molto importante? Perché mentre veniva, redatto il trattato CED, si è iniziato a pensare, giustamente, che una difesa europea, senza che ci fosse anche un potere politico che controllava questo esercito
e che definiva anche la politica estera non aveva senso. Cioè un esercito, si crea un esercito e poi chi decide dove va questo esercito, cosa fa questo esercito? La NATO? Oppure gli stati che si mettono tutti d'accordo? Quindi, in quegli stessi anni viene elaborato, e questo lo prevedeva lo stesso trattato CED, che si, elaborasse un trattato istitutivo di un'organizzazione, che in sostanza incorporasse la CED in una struttura politica e quindi che prevedesse l'esercito, ma anche una struttura politica per la gestione di questo esercito. E in particolare era l'articolo 38 di questo trattato che stabiliva questo e, poi si è deciso che questo progetto di trattato sarebbe stato elaborato dall'Assemblea della CECA, cioè, il Parlamento diciamo della CECA, integrato con alcuni membri. E questo progetto, viene alla luce nel 1953, quindi questa, diciamo, assemblea costituente dà vita, al trattato che potremmo chiamare Trattato sulla Comunità Politica Europea, che, incorporava la CED e costruiva una struttura politica appunto nella quale si sarebbe inserito questo esercito. Questo trattato, che è un po' dimenticato da tutti, perché non è mai entrato in vigore, come non è mai entrato in vigore il trattato CED, in realtà è un trattato estremamente, estremamente avanzato. E infatti volevo concentrarmi su questo perché, per alcuni elementi prendiamo alcuni elementi della CECA e alcuni elementi di questo trattato sulla Comunità Politica Europea e voi avete sostanzialmente già le soluzioni che andrebbero applicate oggi e quindi le modifiche che dovrebbero essere apportate alla, Unione Europea. Quali sono gli elementi principali di questo trattato? Innanzitutto, nella Comunità Politica Europea si prevedeva che ci fosse un Parlamento bicamerale, quindi che ci fosse una Camera bassa, eletta dai cittadini, e un Senato, quindi una Camera alta che rappresentava gli Stati, i cui membri erano nominati dai parlamenti nazionali. Quindi da un lato c'erano i cittadini che votavano per la Camera bassa, dall'altro i parlamenti nazionali nominavano i loro rappresentanti nella Camera alta. Questa è una tipica struttura federale, no, il Parlamento bicamerale, una Camera che rappresenta i cittadini, l'altra che rappresenta gli Stati, con variazioni, ma questa è la base. Ma soprattutto, questo Parlamento aveva effettivamente il potere di nominare un governo, e cioè di nominare il Consiglio esecutivo europeo. Perché? Perché il Senato, quindi la Camera alta, eleggeva un presidente di questo, consiglio esecutivo e poi il presidente sceglieva i membri del governo e questi venivano sottoposti a un voto di fiducia, da parte delle 2 Camere. Quindi un meccanismo di formazione del governo molto simile a quello di un governo nazionale. Quindi questi 2, elementi sono 2 elementi essenziali perché nel trattato istitutivo della Comunità Politica Europea si creava una sorta di embrione di governo legittimato democraticamente, cosa che noi oggi nell'Unione Europea non abbiamo. Poi ovviamente c'erano dei limiti perché se voi leggete questo trattato, in realtà l'organo che rappresentava gli Stati, il Consiglio dei Ministri, aveva ancora tanti poteri e in particolare la politica estera veniva decisa all'unanimità dagli Stati. Quindi la Comunità Politica Europea non dava vita a uno Stato federale vero e proprio, aveva ancora dei limiti, però conteneva degli elementi importantissimi, e cioè questo nucleo di governo legittimato da un Parlamento che, se fosse entrato in vigore avrebbe potuto dare luogo a uno sviluppo ulteriore, perché una volta che si crea un governo legittimato democraticamente, questo è una miccia che può portare a un'evoluzione di questa struttura per farla diventare sostanzialmente una struttura federale, quindi per superare diciamo, il potere degli Stati membri e il veto degli Stati membri. Quindi questo per dirvi che questi 2 trattati non sono mai entrati in vigore perché, la stessa Francia che aveva proposto il trattato CED e la Comunità Europea di Difesa, l'Assemblea nazionale boccia il trattato CED, cioè non lo ratifica, e siccome il trattato istitutivo della Comunità Politica Europea era strettamente legato alla CED, questi 2 trattati non sono mai entrati in vigore. Però sono importanti perché sono un esempio
che ancora oggi è di importanza fondamentale. Quindi questa esperienza è un'esperienza che si è realizzata a metà, ma ha già posto tutti gli elementi essenziali che ancora oggi tornano alla luce. E proprio in questi anni questo è risultato estremamente evidente, perché durante la crisi del Covid, già durante la crisi del debito sovrano, quella del 2010 e gli anni seguenti, era evidente, ma durante la crisi del Covid è stato estremamente evidente che l'Unione Europea non aveva certe competenze e soprattutto non aveva un bilancio che le consentisse di intervenire in aiuto degli stati che erano messi in difficoltà dalla crisi del Covid, come ad esempio l'Italia, perché il bilancio dell'Unione Europea è un bilancio estremamente ridotto e perché l'Unione Europea dipende ancora per finanziarsi dai suoi stati membri, cioè il 70% del bilancio dell'Unione sono versamenti che gli stati fanno al bilancio dell'Unione. Quindi il primo elemento, cioè quello del finanziamento, che oggi dipende ancora dagli stati membri, è venuto in rilievo in modo evidentissimo con la crisi del Covid, poi magari parleremo anche di Next Generation EU, che è stato un passo avanti, ma è venuto in rilievo in modo estremamente netto che c'è un limite nell'Unione Europea della capacità di procurarsi risorse e di distribuirle agli stati che hanno o alle imprese o a fare investimenti nei vari stati. E quindi il punto della CECA, nella CECA questo si poteva fare, nell'Unione Europea no. E l'altro grande elemento cos'è stato? La guerra in Ucraina. Oggi tutti si affannano a dire qua c'è un problema di difesa, c'è il problema della dipendenza dagli Stati Uniti, c'è il problema che tutte le volte che l'Unione Europea deve prendere delle decisioni sulle linee di politica estera da tenere ci vuole un accordo tra 27 stati e basta uno stato, basta che l'Ungheria dica di no e non si può fare niente. Quindi l'altro nodo essenziale, cioè quello della politica estera e di difesa, che anche in questo caso era stato in parte risolto con i trattati CED e della Comunità Politica Europea, oggi è ancora irrisolto. Perché, per semplificare, non voglio sminuire quello che è stato il processo di integrazione europea. Il processo di integrazione europea è stato un processo importantissimo che ha portato e porta dei vantaggi enormi agli europei. Però quando finita l'esperienza dei primi anni '50, cioè finita l'esperienza della CECA, finita l'esperienza della CED e della Comunità Politica Europea, gli stati hanno creato la Comunità Economica Europea, la CEE, che è proprio l'antenato dell'Unione Europea. La Comunità Economica Europea è stata creata su un presupposto essenziale, le cui conseguenze noi vediamo ancora oggi, cioè gli stati europei avevano abbandonato quella prospettiva di unificazione politica che invece c'era durante il periodo della CECA e della CED e della Comunità Politica Europea e hanno pensato di creare delle forme di cooperazione tra loro anche strette, soprattutto economiche, però con in testa una cosa ben precisa, e cioè di creare una comunità sostanzialmente acefala, cioè scientemente lo hanno fatto. Gli stati che hanno dato i 6 stati fondatori che hanno creato la Comunità Economica Europea hanno voluto creare una comunità senza un governo. Quindi senza un governo come quello che invece era prefigurato nella Comunità Politica Europea. Una comunità in cui per prendere le decisioni politiche sulle questioni che sono il fulcro della sovranità ci voleva l'accordo di tutti gli stati e invece per le altre questioni che riguardavano il funzionamento del mercato, le libertà di circolazione, eccetera, erano sufficienti forme di governance e quindi forme di, diciamo, governo non politico che potevano essere gestite da un organo tecnico come la Commissione. Quindi la struttura che è stata creata della Comunità Economica Europea, che ha funzionato, era una struttura che andava benissimo per il mercato e per l'integrazione economica. E infatti il mercato unico europeo si è sviluppato bene e questo è un meccanismo che ha funzionato alla perfezione. Però nei settori che oggi vengono al pettine, e cioè risorse, fiscalità, bilancio,
difesa, politica estera, lì gli stati hanno mantenuto in mano le leve del potere, cioè sono 2 settori nei quali o c'è l'accordo di tutti gli stati oppure non si fa niente. Quando voi sentite parlare dell'alto rappresentante per la, politica di sicurezza, Borrell, che sarebbe una specie di ministro degli esteri dell'Unione, in realtà Borrell, se non si mettono d'accordo tutti e 27 stati, non può fare niente. La stessa cosa per il bilancio dell'Unione. L'ammontare di questo bilancio e le risorse sono decisi dagli stati. È chiaro che se il bilancio è finanziato dagli stati, gli stati vogliono dare poche risorse all'Unione Europea e quindi non si riesce mai ad andare al di là di questo 1%. Allora, tra poco finisco, perché sto forse andando un po' lunga. Quindi questi due, la struttura attuale dell'Unione Europea, quindi è una struttura che funziona bene per il mercato, non funziona quando si toccano i nervi della sovranità nazionale, che però sono quelli che oggi vengono al pettine, perché oggi è evidente che gli stati, anche in questi settori, non ce la fanno da soli. E gli stati in questi settori che cosa hanno fatto? È come se si fossero legati le mani, cioè il fatto che gli stati europei non riescano a gestire più da soli e in modo isolato né la politica estera e di difesa né la politica economica è un fatto abbastanza chiaro e che è chiaro anche agli stati. E gli stati cosa hanno fatto? Visto che non riuscivano da soli a gestire questi problemi, hanno deciso che le decisioni le avrebbero prese in comune, però tutti d'accordo, cioè con unanimità a 27 stati. Questo significa legarsi le mani, perché significa che lo Stato da solo non può fare niente. Può impedire che gli altri prendano una decisione, perché basta che uno sia contrario per impedire la decisione. Però, dovendo essere d'accordo tutti e 27, prendere una decisione è difficilissimo, cioè molto spesso si arriva o a uno stallo, cioè si decide che non si prende nessuna decisione, oppure si prende una decisione al ribasso, cioè lo Stato che ha la posizione più a ribasso tira giù gli altri perché è l'unica posizione sulla quale si può trovare un accordo. Quindi questi elementi sono gli elementi che ancora oggi paralizzano l'Unione Europea e sono alcuni elementi che sono emersi in modo molto forte nella conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza sul futuro dell'Europa è stato questo esperimento che in parte, devo dire, è riuscito, e cioè di cercare di spingere verso una riforma dell'Unione Europea partendo dai cittadini e quindi creando questi panel di cittadini che insieme anche a rappresentanti delle istituzioni e altri facessero delle proposte. E sono uscite tantissime proposte dalla conferenza, però dal punto di vista istituzionale sono uscite almeno 3 proposte che sono fondamentali. La prima è quella di aumentare le competenze dell'Unione in alcuni settori, cioè dare più competenza all'Unione in alcuni settori come quello della salute, perché per il momento l'Unione può solo coordinare le politiche sanitarie degli Stati membri, ma non ha una competenza vera e propria in questo settore. O anche nel settore dell'energia, rafforzare la competenza dell'Unione. La seconda proposta che è venuta fuori è stata quella di eliminare il potere di veto, cioè eliminare la possibilità per uno Stato di impedire che gli altri prendessero una decisione e quindi sostanzialmente passare da una decisione all'unanimità a una decisione a maggioranza. E l'altra è stata quella di coinvolgere l'altra proposta di coinvolgere il Parlamento europeo in tutte le decisioni che vengono prese a livello dell'Unione Europea. Ecco, volevo soffermarmi solo su un paio di punti relativi a queste proposte. L'ultima proposta che invece è venuta fuori in modo meno chiaro, ma se ne sta discutendo al Parlamento europeo, è quello di modificare i meccanismi di nomina della Commissione. Allora, partiamo prima, poi arriviamo alla Commissione, ma partiamo da questi 2 punti, cioè eliminare l'unanimità
e coinvolgere il Parlamento europeo nelle decisioni. In realtà sono 2 punti che vanno fusi insieme, perché, ehm allora, il vero difetto della struttura dell'Unione Europea non è solo il fatto che le decisioni vengono prese all'unanimità, ma che in questi settori cardine vengono prese all'unanimità dai governi, cioè non viene assolutamente coinvolto il Parlamento europeo e viene coinvolta poco la Commissione. Che cosa succede? Che quando voi avete un organo che è composto di rappresentanti dei governi, ogni governo fa il proprio interesse nazionale, ma lo deve fare, nel senso che un governo di uno Stato è legittimato dall'elettorato del suo Stato e quindi è chiaro che il governo italiano fa l'interesse degli elettori italiani, il governo tedesco fa l'interesse degli elettori tedeschi. Quindi quando voi avete un'istituzione come il Consiglio europeo o il Consiglio in cui sono rappresentati i governi degli Stati, è una contrapposizione di interessi nazionali. Ognuno cerca di difendere il suo interesse nazionale e quando gli interessi nazionali cozzano, come vi dicevo prima, si fa un compromesso al ribasso. Quando invece voi avete un meccanismo di decisione nel quale interviene sì il Consiglio, ma interviene anche il Parlamento europeo, che è un organo che rappresenta i cittadini degli Stati membri e che ha al suo interno quindi varie forze politiche, questo metodo di decisione fa emergere l'interesse dei cittadini, che non è una contrapposizione tra interessi nazionali, ma emerge un interesse superiore. Quindi quando si dice che bisogna eliminare il potere di veto, che bisogna superare l'unanimità, bisogna superare l'unanimità e bisogna coinvolgere pienamente il Parlamento europeo nella presa di decisione. E questo è un punto che nella conferenza sul futuro dell'Europa è stato toccato e che sarebbe un punto di modifica essenziale per l'Unione Europea, in tutti i settori che vi ho detto prima, nel settore del finanziamento, dove il Parlamento europeo viene solo consultato, nel settore della politica estera e di difesa, dove viene addirittura solo informato. E poi l'altro punto è il governo. Oggi non esiste un governo dell'Unione Europea, nel senso che esiste un organo che viene chiamato governo, ma che si occupa solo di decisioni, diciamo così, tecniche, che è la Commissione. E la Commissione è un organo che dipende ancora dagli Stati, perché il presidente della Commissione, che oggi è Ursula von der Leyen, viene scelta dagli Stati membri, dal Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Ma poi i membri della Commissione non sono scelti dal Presidente della Commissione, com'era nella Comunità Politica Europea, ma sono proposti dai vari Stati membri. Quindi che cosa succede? Che se voi avete un governo in cui i membri sono scelti dal Presidente, è un governo che è omogeneo politicamente. Se voi avete un governo in cui è nominato un Presidente e poi tutti gli Stati propongono il loro commissario, è un organo che non può prendere decisioni politiche, è completamente disomogeneo dal punto di vista politico. E la Commissione è questo al momento. Le decisioni politiche, quindi, da chi vengono prese nell'Unione Europea? Dal Consiglio europeo, cioè dai capi di Stato e di governo, che decidono sostanzialmente per consensus o all'unanimità. Quindi l'altro punto essenziale sarebbe trasformare la Commissione in un governo, e cioè far sì che il Presidente della Commissione possa scegliere i membri della Commissione e poi sia sottoposto a un voto di fiducia del Parlamento europeo, e che la Commissione si assuma anche tutti quei compiti che oggi ha il Consiglio europeo e il Consiglio europeo sostanzialmente venga eliminato dalla struttura dell'Unione o progressivamente eliminato. Allora, questi sono gli elementi, secondo me, essenziali per una riforma dell'Unione Europea. E sono essenziali, sono questioni tecniche, ma sono questioni che poi diventano questioni di sostanza, nel senso che solo un'Unione Europea che è in grado di avere un governo che prende delle decisioni politiche, che è legittimato davanti a un Parlamento europeo e che non è bloccato dai veti nazionali, può avere una voce sia sul piano internazionale, cosa che oggi non ha l'Unione Europea, sia garantire il benessere dei suoi cittadini. E lo stesso sia solo un'Unione Europea che abbia un bilancio federale che è deciso
dalle istituzioni dell'Unione e non dagli Stati membri e che si finanzia autonomamente, può, quando c'è una crisi in uno Stato membro, fare intervenire in quello Stato, dare contributi, fare investimenti. Se voi pensate a cos'è successo durante la crisi, e poi qua concludo, in Europa e negli Stati Uniti voi avete un bilancio federale amplissimo che è pari più o meno al 20% del prodotto interno lordo totale, e gli Stati Uniti sono stati in grado immediatamente di fare un piano di aiuti ingentissimo, sia nella crisi del debito sovrano degli anni 2010, sia nel caso della crisi del Covid. In Europa che cosa è successo? Che entrambe le volte si sono avuti tempi lunghissimi, perché il bilancio dell'Unione non era sufficiente, perché non c'era un governo che poteva prendere queste decisioni e perché tutte le volte bisognava mettere d'accordo 27 stati che cercavano sempre un compromesso al ribasso. Quindi queste questioni sono fondamentali, a questo punto oserei dire anche per la sopravvivenza dell'Europa, perché se l'Unione Europea fino a pochi anni fa sembrava che potesse andare avanti così a piccoli passi con la struttura che aveva, oggi con queste crisi che sono tuttora in corso e sono state delle crisi devastanti, rischia di disgregarsi, cioè di non essere in grado di rispondere a queste sfide e quindi di soccombere alle forze invece che vorrebbero tornare semplicemente a degli stati nazionali indipendenti. Quindi queste riforme della struttura dell'Unione, che vi ho detto anche in modo abbastanza impreciso, magari poi ci torniamo nel dibattito, sono delle riforme che servono perché l'Unione Europea abbia una sua voce e perché l'Unione Europea faccia gli interessi delle persone che vivono in Europa e direi anche gli interessi della popolazione mondiale, perché avere un'area in Europa di pace, in grado di far sentire la sua voce, un'area nella quale un'area di stati democratici in cui vigono dei principi e si sono sviluppati dei valori che in altre zone del mondo non ci sono, sarebbe un elemento di stabilità incredibile a livello mondiale. Quindi sarebbe un elemento che contribuirebbe anche alla pace nel mondo. E mi fermo qua. Ringraziamo la professoressa Rossolillo per la chiara presentazione dei limiti attuali, visti nella prospettiva storica dell'attuale funzionamento dell'Unione Europea, limiti che non sembrano poi così invalicabili, ma non so nella situazione attuale quante speranze ci siano di un radicale cambiamento. Magari bisognerà lasciar passare forse questo momento di estrema tensione per poterci poi ragionare con più calma tra gli stati. Non so se sia il momento giusto questo o forse sì, forse perché proprio per la tensione che attraversa i nostri tempi potrebbe essere anche il momento per fare il salto decisivo. Se ci sono già delle domande, ecco.
Credo che la questione sia se gli accordi dei Gasperi di Gruber potessero essere una... Se no, vabbè, ormai. Proviamo a raccogliere qualche altra domanda? Sì?
questo non sarà indolore per mille ragioni, compreso, come dire, la creazione di uno squilibrio rispetto alle forze attuali dal punto di vista politico, parliamo di fare. Un asse, per esempio, polacco-ucraino dentro l'Unione Europea, personalmente non mi tranquillizza molto. E infine, come è stato possibile, o forse questo potrebbe ancora, diciamo così, enfatizzare ancora di più alcune situazioni sconcertanti, come quella della mancanza di requisiti essenziali per far parte dell'Unione Europea, non solo l'Ucraina, ma anche paesi che ne fanno parte da ormai 15 anni non hanno. La Polonia e l'Ungheria non dovrebbero far parte dell'Unione Europea, stando alla stretta lettera dei trattati delle condizioni. Ecco, mi chiedo se questo non finisca per togliere anche un po' di credibilità o non si potrebbe accentuare ancora di più nel caso di una entrata per qualche anno. È chiaro che nel mondo di oggi, a maggior ragione oggi che il mondo è globalizzato, lo spazio, gli scambi di persone continuo che c'è, una guida che sia del mondo e non dei singoli stati, se non delle singole regioni, credo sia necessaria a tutti. Perché se ogni Stato ha il potere decisionale, la guerra non si sa quando né dove, ma ci sarà. Perché è evidente che quando gli interessi sono i propri, non è che lei cosa pensa? Che nella popolazione, almeno nostra italiana, ci sia la volontà di un'Europa, di un'Europa, di un mondo condiviso, oppure l'unico interesse pubblico che interessa è il mio. Cioè, prima viene io e dopo viene gli altri, che vuol dire che la guerra sarà questione di tempo. Rispondiamo a queste prime sollecitazioni, che così poi proseguiamo eventualmente. Allora, non so i vostri nomi, quindi vado solo in ordine di domande, ma faccio delle considerazioni molto generali perché avete fatto delle considerazioni che richiederebbero tantissimo tempo. Ma sulle possibilità alternative, però queste possibilità alternative che erano state offerte erano possibilità classiche, cioè degli accordi internazionali con cui ci si obbligava a certi comportamenti. La novità invece di queste prime forme di integrazione è una novità assoluta, nel senso che si esce completamente dalla logica di un puro accordo internazionale che contrappone interessi tra stati, ma si cercano di creare delle strutture istituzionali che in qualche modo superano questi interessi contrapposti. Quindi io non vedo quelle soluzioni alternative come delle soluzioni che avrebbero portato a qualcosa di diverso o effettivamente a superare gli egoismi nazionali in Europa. Sul fatto che gli Stati Uniti fanno il loro interesse, è verissimo, è proprio questo il punto. Cioè gli europei devono uscire dall'idea, devono assumersi la responsabilità delle proprie scelte e del proprio futuro, perché quello che è successo, soprattutto negli anni '90, quando sembrava che il processo di integrazione europea andasse avanti senza particolari scossoni, è che gli europei hanno detto: va benissimo, alla difesa ci pensano gli Stati Uniti, quindi noi non ce ne occupiamo, ci occupiamo del mercato, andiamo avanti così benissimo, e si sono completamente deresponsabilizzati. Quando poi è caduto il muro di Berlino, è diventato evidente che non c'era più molto equilibrio nel mondo e che gli europei dovevano svegliarsi, ci hanno messo un sacco a svegliarsi e si stanno un pochino svegliando solo adesso che hanno la guerra ai confini. Quindi il punto è proprio quello: a me non interessa che gli Stati Uniti facciano il loro interesse, perché è naturale che lo facciano. A me interessa che gli europei capiscano che loro devono farsi il loro interesse e devono creare le strutture, le istituzioni per fare il loro interesse, ma intendendosi col loro interesse un interesse che sarebbe anche a beneficio della stabilità internazionale.
questo è il punto essenziale della democrazia. Perché gli Stati Uniti dovrebbero fare gli interessi degli europei? Gli Stati Uniti fanno gli interessi degli Stati Uniti, poi uno può essere d'accordo sulle loro scelte o no, ma loro, cioè un governo che è eletto negli Stati Uniti e si fa le sue scelte. Il problema degli europei è che non hanno un governo che fa le scelte dettate dall'interesse dei cittadini europei. Hanno tanti governi frammentati che non riescono più a prendere delle decisioni che influiscano effettivamente sul benessere dei loro cittadini e non hanno un governo a livello continentale che riesca a portare avanti un interesse generale. E questo è il punto. È lì che gli europei devono svegliarsi e che devono capire. Le resistenze. Lei è perfettamente d'accordo. L'inghippo è che per superare l'unanimità ci vuole l'unanimità. E quindi per rivedere i trattati ci vuole l'unanimità, per le cosiddette passerelle, cioè per passare dalla unanimità a maggioranza qualificata, ci vuole l'unanimità. Quindi la sfida qual è? Intanto la sfida è che in questi ultimi anni ci sono state talmente tante crisi devastanti che un pochino hanno scosso la coscienza degli europei e anche dei governi europei. E la scommessa è che si inneschi un processo di modifica, e cioè che si inizino a mettere sul tavolo, e il Parlamento europeo lo sta facendo, non è ancora ufficiale, ma in seguito alla conferenza sul futuro dell'Europa sta elaborando un progetto, per il momento, per quello che se ne sa, molto avanzato, che poi dovrebbe costituire la base di discussione per una riforma dei trattati. Allora, a quel punto la sfida è che ci sia una rottura, cioè che questo processo come una valanga va avanti, perché queste sono delle riforme che sono necessarie, e che a un certo punto, se alcuni stati non sono d'accordo, stanno fuori, e questo può avvenire in due vie: o si trova un accordo di tutti in cui si decide che una certa parte di stati va più avanti e gli altri rimangono nel mercato, oppure c'è una rottura, e cioè gli stati che vogliono andare avanti fanno un trattato tra di loro che dà vita a un nucleo di federazione e gli altri rimangono fuori. Però questa è una prospettiva, secondo me, realistica, nel senso che quello che è irrealistico è pensare che 27 stati adesso, tutti d'amore e d'accordo, facciano un salto verso un'Europa federale. Quindi questa è la speranza del superamento dell'unanimità, cioè innescare il processo, e questo processo come una valanga porta a rompere le regole in qualche modo, cioè a far sì che non sia più necessario che siano d'accordo tutti e 27. E allora, la conferenza sul futuro dell'Europa si è conclusa e doveva il Consiglio, su richiesta del Parlamento europeo, doveva convocare una convenzione che sarebbe il primo passo per la riforma dei trattati. Il Consiglio sta facendo orecchie da mercante, cioè non sta convocando questa convenzione, quindi il Parlamento europeo sta elaborando questo progetto. Allora, la speranza è che nel giro di un paio d'anni si riesca a mettere in campo, sul tappeto, un progetto forte, e che a quel punto ci sia una decisione sulla rottura. Però è una scommessa, nel senso che il Parlamento europeo, rispetto ai parlamenti europei passati, in questa fase ha avuto un ruolo abbastanza coraggioso nel fare queste proposte e nel portarle avanti. Poi la guerra ha da un lato spinto, ma dall'altro ha anche scombussolato tutto, perché tutti si sono concentrati su quello. Io penso che prima delle prossime elezioni europee ci dovrebbe già essere un progetto forte, e che a quel punto si apra una vera riforma reale dell'Unione Europea. Però è una speranza, cioè gli elementi ci sono, dopodiché può succedere di tutto. Sull'Ucraina, allora, questa è una domanda importante e che rientra un po' in quello che dicevo prima. L'errore che è stato fatto, che probabilmente era un errore, cioè l'allargamento del 2004 è stato un allargamento che doveva essere fatto. Lo sbaglio è stato non fare prima un approfondimento, cioè non creare prima delle strutture politiche forti prima di fare l'allargamento. E questo gli stati ce l'hanno ben presente, cioè hanno ben presente quali sono i problemi che adesso danno Polonia e Ungheria e quali sono i problemi che darebbe l'Ucraina, perché l'Ucraina è uno stato che comunque entrerebbe in una situazione economica terribile,
una situazione di nazionalismo evidentemente, perché dopo una guerra. Quindi la sfida anche qua, ovviamente i tempi saranno lunghi per forza, perché il processo di adesione, soprattutto per stati in queste condizioni, è un processo lungo. Però da un lato c'è questa proposta che aveva lanciato Macron e poi è caduto un po' nel vuoto, ma può darsi che venga anche ripresa, perché in questo progetto del Parlamento si parla anche di una cosa del genere, di comunità politica europea intesa in un senso diverso da quello che dicevo prima, cioè di creare intorno all'Unione una specie di cintura di stati che condividono certi valori, che hanno certe forme di cooperazione con l'Unione, che però non sono membri dell'Unione, come se fossero dei membri, una membership limitata, e che quindi contribuirebbe a avvicinarli e sarebbe diciamo un cerchio in cui potrebbero entrare sia gli stati che hanno intenzione di aderire all'Unione, sia gli stati che vogliono rimanere fuori, sia gli stati come la Gran Bretagna che sono usciti e che magari in questa cintura ci rientrerebbero invece. Quindi ci sono varie prospettive, ecco. L'unica cosa certa è che è chiaro, se l'Ucraina, la Moldavia e altri stati entrano nell'Unione Europea così com'è, l'Unione Europea esplode, cioè perché continua a allargarsi, continua a non funzionare, più entrano stati più è difficile trovare un accordo, quindi è chiaro che qualche soluzione, approfondimento di un gruppo di stati e gli altri rimangono in un mercato, cioè qualche tipo di doppia velocità, di differenziazione ci vuole, perché non è pensabile. L'ultima cosa, c'è la volontà in Italia o interessa solo il proprio interesse. Allora, secondo me la sfida è capire che l'interesse dell'Italia è creare un'Europa politica. Cioè non esiste un interesse dell'Italia diverso da questo. L'interesse dell'Italia, come l'interesse di tutti gli altri stati, è evidente che la Germania lo capisce meno perché si sente più forte, ma è interesse anche della Germania, è di dare vita a un'Europa che possa far sentire la voce dei cittadini europei, e difendere gli interessi dei cittadini europei, perché i singoli stati non possono più farlo. Quindi questo è il messaggio che dovrebbe passare. Non esiste un interesse italiano. L'interesse italiano coincide con la creazione di un'Europa politica. Quando si parla con le persone, non è cioè quando poi le persone sono confrontate ai problemi concreti, questa esigenza d'Europa emerge, perché se nel periodo prima della crisi del Covid c'era un certo scetticismo nei confronti del processo di integrazione, poi quando l'Europa, dopo i momenti iniziali con Next Generation EU e quindi poi con il PNRR così, è riuscita a intervenire, o quando ci si è resi conto che gli stati membri non riuscivano da soli ad affrontare l'emergenza Covid, allora subito si è chiesto più Europa. Stessa cosa sta succedendo in questo momento, no, quando la Germania dà 100 miliardi di aiuti alle sue imprese e l'Italia non lo può fare, l'Italia inizia a dire: com'è? Allora qua ci vuole un bilancio comune, ci vuole una fiscalità, perché non è possibile che ci si faccia concorrenza, visto che la Germania ha delle finanze molto solide e può farlo e l'Italia non può farlo. Quindi è l'evidenza dei fatti che mette le persone e si spera anche i governi di fronte all'esigenza di fare questo passo, che non vuol dire creare un super stato europeo, non vuol dire che non esistono più le differenze nazionali, non vuol dire che non esistono più le lingue nazionali, vuol dire che alcune poche cose essenziali sono decise a un livello sopranazionale, perché gli stati non hanno più il potere di deciderle, tutto il resto viene deciso a livello nazionale. Quindi bilancio, fiscalità e politica economica, difesa e politica estera. Ovviamente queste sono tutte cose legate tra di loro, no, cioè l'energia, per esempio, il problema dell'energia è legato strettamente al problema della politica estera, è legato strettamente ai rapporti che l'Europa ha con il resto del mondo, è strettamente legato al problema del bilancio, cioè sono tutte questioni che sono interrelate tra loro e che richiedono però che l'Europa diventi un'Europa politica. Questo secondo me i cittadini lo capiscono,
È ovvio che uno non va a dire al cittadino e va a spiegare come viene nominata la commissione, però il fatto che ci sono dei nodi, per esempio il superamento dell'unanimità, è una cosa che i cittadini capiscono, perché lo vedono che c'è paralisi nella decisione quando bisogna decidere su questioni importanti. Se posso aggiungere io avrei una, come dire, una precisazione da chiedere e poi una sollecitazione invece da fare. La prima, se in base a quello che lei ha detto, insomma, se si considera il contenuto del trattato che doveva costituire un'unione politica europea che accompagnava il trattato di istituzione della CED, si nota che la composizione del Parlamento europeo che avrebbe dovuto uscire da quel trattato era una composizione molto simile a quella del Parlamento americano, del Congresso americano, cioè una Camera eletta dai cittadini europei o americani nel caso degli Stati Uniti e una Camera, come il Senato americano, i cui membri sono scelti dai legislativi dei singoli stati. Così è stato negli Stati Uniti fino al 1913. Poi con il 18° mi pare emendamento si è dato in mano al popolo di ciascuno Stato il potere di eleggere i propri senatori. Cioè si combina insieme, in sostanza, il principio della volontà popolare pura e il principio della volontà degli Stati. Questo, in fin dei conti, è l'essenza del federalismo. Cioè combinare assieme le volontà degli Stati, ma tramite le volontà dei propri cittadini che hanno un doppio livello di appartenenza. Cittadini dei propri Stati, ma anche cittadini della federazione. L'altra, la sollecitazione invece che vorrei fare è questa. Lei è stata insieme ad altri federalisti autrice di una proposta di revisione dei trattati, sottoposta poi fatta propria dal gruppo Spinelli all'interno del Parlamento europeo, giusto? Sì, e quindi insomma costituisce una certa base anche per la discussione all'interno del Parlamento europeo per presentare una proposta concreta di revisione dei trattati. Ora, si sta aspettando che il Consiglio europeo convochi una convenzione, non solo sulla base di quella proposta, ma anche delle varie proposte emerse dalla Conferenza per il futuro dell'Europa, ma perché non proporre invece direttamente la convocazione di un'assemblea costituente? Cioè, perché non passare attraverso l'elezione all'interno dei singoli stati di una assemblea costituente che lavori gli anni che serviranno per dare una Costituzione federale all'Europa? E chi decide che si convoca questa assemblea costituente? Ma il Consiglio europeo sono sempre gli stati, il Consiglio europeo non sta aprendo la riforma dei trattati. Cioè, io credo che questo momento vada sfruttato, indipendentemente da come vada a finire. Nel senso che la conferenza sul futuro dell'Europa, che da quasi tutti era considerata una cosa assolutamente irrilevante, che si andava lì e si facevano delle chiacchiere, alla fine ha dato dei risultati perché ha fatto emergere delle proposte e adesso un gruppo di cittadini che faceva parte di questi panel di cittadini sta facendo una campagna perché la volontà dei cittadini non venga calpestata. Cioè, noi abbiamo lavorato su queste cose, adesso voi ci date delle risposte. Ora, il fatto che il Parlamento europeo chieda la convocazione della convenzione, il fatto che la Commissione Affari Costituzionali stia lavorando su un progetto, ci sta lavorando veramente, che vorrebbe far uscire in primavera, è un mattone, nel senso che a quel punto il Consiglio viene posto di fronte alla necessità di dire no. Cioè finora il Consiglio cosa ha detto? Ha detto che la proposta che aveva fatto il Parlamento europeo era troppo vaga e quindi non era una vera proposta di revisione dei trattati. Allora il Parlamento europeo si è messo lì e sta elaborando una proposta invece molto dettagliata. A quel punto, se il Consiglio non vuole convocare la convenzione, tra l'altro lo deve fare a maggioranza, quindi non all'unanimità la convocazione, deve proprio dire no, cioè deve proprio dire esplicitamente che non vuole che cambino le cose. Quindi politicamente è più difficile, cioè lo sforzo che chi vuole questa riforma e un cambio radicale dell'Unione Europea fa in questo periodo è dire: questo è un processo che è iniziato, cerchiamo di spingere questo, far diventare una palla di neve sempre più grande fino a quando chi deve decidere o dice proprio no, io sono contrario, o se no è costretto a iniziare il processo. È chiaro che il processo
inizia e poi bisogna vedere come va a finire. Quindi però, questo rispetto agli anni passati è già una novità, cioè prima quando si parlava di riforma dei trattati non si poteva neanche dire questa parola, perché nessuno la voleva. Adesso invece se ne parla, c'è una proposta concreta, c'è la volontà, c'è la zavorra della conferenza sul futuro dell'Europa, che non si può proprio dire: "Abbiamo messo insieme tutto questo ambaradane, adesso facciam finta che non sia successo niente". Quindi politicamente ci sono degli elementi che spingono. Poi è ovvio che è un processo difficile, che noi non sappiamo come va a finire, però chi pensa che questa trasformazione sia una trasformazione essenziale per il nostro futuro e il futuro dei nostri discendenti, deve fare ogni sforzo perché questa spinta che c'è adesso non si affievolisca. Perché dire ci vuole un'assemblea costituente significa dire: "Va bene, adesso questo lo mettiamo da parte, ricominciamo da capo, eleggiamo un'assemblea costituente che poi non si sa bene che mandato ha". Cioè di fatto il Parlamento europeo con questo progetto è un'assemblea costituente. Poi è ovvio che l'assemblea costituente da sola non basta, perché chi ha in mano il potere sono gli stati e in qualche modo gli stati, costretti o di propria volontà, devono limitare la propria sovranità e fare questo salto. Se non lo fanno gli stati, cioè le alternative sono 2: o c'è una rivoluzione che tutti scendono in piazza e abbattono i governi e decidono che si fa la federazione europea, cosa che mi sembra abbastanza improbabile, oppure in qualche modo gli stati o un gruppo di stati prende la decisione che va avanti e che si unisce sempre di più e che sostanzialmente crea una sovranità europea al di sopra delle sovranità nazionali. È quello che dicevo prima, cioè, innanzitutto io non do la colpa agli altri, cioè se gli europei sono in questa situazione è perché l'hanno voluto, cioè perché non si sono uniti loro, cioè è inutile continuare a dare, la colpa ad altre superpotenze, cioè gli europei si sono fatti la guerra tra loro, quando hanno smesso di farsi la guerra tra loro
hanno deciso di non unirsi politicamente perché gli veniva più comodo essere o con gli Stati Uniti, perché all'Europa dell'Est non è che venisse più comodo. E quindi c'è una responsabilità degli europei. È troppo tardi adesso? Non lo so. Io spero di no, non lo so, ma spero di no. Lei non so che cosa spera, ritiene invece di sì. E sicuramente l'Europa ha perso tantissimo tempo, ma l'alternativa qual è? Ci arrendiamo e va bene, le nostre decisioni saranno prese ancora di più da altri, cioè da governi su cui noi non abbiamo la minima influenza, oppure continuiamo a credere che se c'è un passo verso un'Europa politica che non sono 3 stati, sono più stati, ed è ovvio che sarebbe una potenza che ha delle caratteristiche diverse dagli altri e anche più piccola di altre potenze e che non ha gli armamenti degli Stati Uniti, ma è una sfida, cioè vogliamo prendere in mano o tentare di prendere in mano il nostro destino facendo dei passi che potrebbero contribuire anche a creare più equilibrio nelle altre potenze mondiali, ad affermare dei valori che in altre potenze non ci sono, oppure ci arrendiamo? Secondo me dobbiamo continuare, secondo altri ci possiamo arrendere. Però io non do la responsabilità ad altri, cioè questa è una responsabilità degli europei. Mi permetto solo di precisare che l'Europa conta, gli stati dell'Unione Europea tutti assieme contano 450 milioni di abitanti, il 60% dei quali concentrati in 6 di questi paesi. E vabbè, 450 milioni messi assieme politicamente potrebbero contare molto. La Russia mi pare abbia 190 milioni di abitanti, insomma. Anche la Francia le ha. Va bene, grazie a tutti. Ringraziamo la professoressa Rossolillo per il suo chiaro intervento e continuiamo a coltivare la speranza che si possa arrivare ad un'Unione Europea. Buona serata a tutti.